Amici d'insieme, amiche d'insieme, buonasera, bentrovati e grazie sempre di cuore per questo applauso che condivido ovviamente con tutti i componenti della grande famiglia d'Insieme, il regista, gli artisti, i tecnici, i nostri cameraman, tutti coloro i quali lavorano nel settore amministrativo, i pubblicitari, insomma questa bella famiglia che ormai dal lontano 1994 vi fa compagnia. Facevo un conteggio, poi vi dirò esattamente a quante puntate siamo arrivati, ma insomma il conteggio parziale parla di circa 2300 puntate che insomma su assai, e siccome le abbiamo fatte tutte insieme a voi vi voglio ringraziare di cuore. Grazie. Chissà chi le ha seguite tutte 2300, perché io le ho fatte tutte. Beh, insomma, grazie. E siamo arrivati, insomma, a questo punto anche grazie alla grande passione del nostro pubblico, ma grazie alla partecipazione di tutti, come ad esempio del nostro angolo musicale formato quest'anno da Marilisa Pino. Buonasera. Marilisa. Buonasera a tutti. E dal nostro tastierista pianista Lucio Nicolosi. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Eccoci qua. E poi nel nucleo familiare ristretto, come io amo chiamarlo, c'è anche un'altra bellezza femminile che è rappresentata da Diletta Leotta. Eccola che arriva. Buonasera Diletta. Buonasera a tutti, buonasera Salvo. Diletta Leotta. Buonasera. Come va? Bene, grazie, sono felice. Auguri a tutti. Oggi è Auguri. l'Immacolata, Oggi quindi è l'Immacolata, auguri. quindi auguri alle donne che si chiamano Concetta, Concettina, Tina, Tinuzza, Conci, e ovviamente a tutti gli uomini che si chiamano Concetto, come ad esempio uno dei nostri ospiti che arriverà nel mezzo del cammin della nostra puntata, vale a dire Concetto Musumeci, cioè Tuccio Musumeci. Auguri. A proposito, auguri anche ai Vigili del Fuoco, no? Sai perché auguri ai Vigili del Fuoco? Perché c'è una bellissima tradizione. Ogni volta che si festeggia l'Immacolata Concezione, anche oggi c'è l'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco proprio alla Madonna. Anche oggi è stato fatto a Catania alla presenza del loro comandante e anche dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina. Quindi auguri anche ai Vigili del Fuoco. Partiamo perché vedo già due musicisti ai quali sono particolarmente legato, anzi vi presento prima i musicisti, poi arriverà la cantante protagonista, perché alla chitarra c'è uno dei più bravi chitarristi viventi, siccome è giovane ancora ne dovrà fare di strada, arriva anche lui da Vittoria, questa città veramente piena di talenti, ed è Placido Salamone. Eccolo lì, ha suonato con l'orchestra della RAI a Malta per il concerto di Natale che vedremo in televisione proprio la notte di Natale, con Mario Biondi che sarà con noi nel pomeriggio di martedì 14 insieme con Valerio Scano. Quindi grazie a Placido, chitarrista dell'orchestra del Festival della Canzone Siciliana, diretta dal maestro esimio Peppe Arezzo. Bentornato in studio Peppe, eccolo là, da Ragusa e da Vittoria, no? Mi pare che anche Cassandra sia vittoriese, noi l'abbiamo avuta ospite più volte, ha cantato qui anche con i Samarcanda, insomma, e in qualche modo le abbiamo portato fortuna, anche se lei poi è stata brava a trovarsi una strada anche a X Factor. Dicevo, da Vittoria arriva Cassandra Raffaele che ci canta un primo brano, poi racconteremo questa sua esperienza, che si intitola I Just Wanna Make Love With You, cioè io voglio fare l'amore con te, che porti bene a tutti. Buon divertimento da Insieme, Cassandra col maestro Arezzo e Placido Salamone, prego. I don't want you to be a slave. I don't want
want you to walk all day. There is nothing that you to do, but I just wanna make a love with you, love to you, love to you. All I want to do is hold you close. All I want to do is feel the doors. There is nothing that you to do, but I just wanna make a love to you, love to you, love to you. But I don't know by the way you treat your girl. But I don't know by the way you walk that walk. But I can hear by the way you treat your girl. But I can give you all the love and the one the kind of love. I don't want you to is be afraid, just to make sure that you will pay. There is nothing that you to do, but I just wanna make a love to you, love to you, love to you. I can hear by the way walk the close. There's too much you're with, babe. I don't want you to be true. I just I don't wanna do it to be the blade, just to make sure you're with me. There is nothing that you don't do, but I just wanna make a love to you, love to you. But I don't know by the way you treat your girl. But I don't know by the way you walk the dog. But I can hear by the way you treat your girl. But I can give you all the love and the one kind of love. All I wanna do is play your dance, just to make sure that you're the better thing. I don't want you be the truth, but I just wanna make a lie with you. Grazie. Vieni, Cassandra, col maestro Erezzo e Placido Salamone. Posso dirlo, bentornata? Eh sì. Beh, insomma, anche questa per un po' di tempo fatto un bel effetto, è devo stata dire. casa tua. Ci siamo visti sì. più volte, per la verità, nell'altro studio, alle Ciminiere, ma insomma anche qui, perché hai fatto parte di vari gruppi e quindi è arrivato X Factor. Come? Come è arrivato questo programma che lancia tanti talenti? È arrivato un po' per gioco, si può dire, anche se me la sono andata a cercare, devo dire. Beh, era comunque un mio desiderio quello di arrivare su un palco, di provare un talent show. Non perché io non abbia mai avuto rispetto degli altri palchi, ogni esibizione, ogni palco per me ha tantissimo, insomma, valore. Però c'era proprio questo desiderio di uscire un po' fuori dal club, dove comunque io ho sempre lavorato negli ultimi anni. E quindi questa esperienza, la conoscenza con Elio, che è stato, insomma, amore a prima vista. Ti ha voluto molto bene, Elio, Sì, ha sì, subito mi ha scommesso sempre su di te, ti ha sostenuta. e poi c'è certo. stato il tutto, insomma, il gioco, il palco è importante, perché adesso da X Factor comunque si sono uscita, ma sono venute fuori tante belle cose. Adesso inizierò il mio tour proprio al Blue Note a Milano, quindi per me è una cornice molto Importante, prestigiosa. Sarò insieme a loro sono gli unici due siculi. Ahimè, avrei voluto di più, ma ecco, insomma, ho preso proprio il meglio, devo dire. Hai preso proprio il meglio, Sì. si vede, sì. No, hai preso proprio il meglio. Il nostro direttore d'orchestra, Placido, che è bravissimo, e quindi ti seguiremo in giro per l'Italia, ma ti seguiremo Sì, anche più avanti, perché certo. sentiremo Ti anche altri racconterò brani. altro. Cassandra, Grazie. grazie di cuore.
Cambiamo argomento. Voi sapete che noi spesso mandiamo anche dei saluti, e lo facciamo molto volentieri, a chi sta male, insomma a chi ci segue da casa oppure dagli ospedali, dalle cliniche, e noi ne approfittiamo utilizzando questa scenetta per salutare le persone che non stanno bene, sperando che possano passare un Natale un po' più sereno, un po' più tranquillo. E allora noi abbiamo un malato simpatico, un malato divertente, poi il cabaret serve anche a fare ironia su temi un po' più scottanti. Vediamo questo malato dove ci porta, soprattutto in periodi di tagli anche alla sanità. Loro sono i Petrolini, applauso per i Petrolini, vediamo questa scenetta, buonasera. Buonasera. Avanti, bene. Che mi sento male, portatemi a pronto soccorso, portatemi a pronto soccorso, stiamo morendo, fatemi entrare, stiamo morendo. Ma lei è già al pronto soccorso? Ah, già arrivato? Sì. Allora mi facessi entrare, sto morendo, non ce l'ho il tempo di aspettare. Mi spiace, deve prendere il numero. Il numero? Sì. Ma perché c'è tumolo in corso, pronto soccorso? No, o si prende il numero. Sì. Se no a tummolia, aspetta una vita, il numero per il turno. Ah, il turno. C'è 184! Sì. Scusa, a che numero siamo arrivati? 4. 4! Ma scusi, ma come siete veloci siete? Sì, 2 al giorno. Io 2 al giorno la posso morire. C'è 184! Ora capisco. Perché generalmente i pronti soccorso sono sempre vicini ai cimiteri, perché io devo aspettare fanno morire. Io posso morire. No, ma che ci devo dire? L'altra volta ci ho portato a mio nonno a pronto soccorso, appena l'hanno visto. No, lei non c'era, ma appena l'hanno visto si deve operare d'urgenza. Un fenomeno nella sala operatoria, appena ne uscivo il primo chirurgo ci disse: dottore, notizie dell'operazione di mio nonno. Dice: operazione? Perché un'autopsia? Ammazzare! L'autopsia, ammazzare! E l'altra volta l'amico mio scappò dentro la sala operatoria, scappo chi sapere, signor, perché c'era l'infermiera e ci diceva: non si preoccupi, questa è un'operazione che generalmente la sanno fare tutti, ma lei deve essere tranquillo, ci sono io accanto a lei, ma non ci diceva l'amico mio, ma o chirurgo che l'avevo operato, mi sono male, 684. Ci vuole un po' di tempo. Non mi sento buono. Mi sento l'aria, mi sento. Io a lei la conosco! Lei è 185! 185! Che? 5. Quinto? Ma come un quinto? Scusa, arriva ora! Prenotato. Ah, prenotato? E come ha fatto, scusa? Amici. Sta Maria De Filippo non è gay, pure qua! Nice! Medico di famiglia. Perché lo chiamano medico di famiglia? Perché che ci tratta come quelli di famiglia? Sono andato dal mio medico di famiglia, mi fece aspettare 3 ore come un cornuto. Dopo qualche settimana mi sentivo male. Chissà, mia moglie chiama questo medico di famiglia. Si è presentato, arrivò, dice: dov'è il malato? Ci si fa aspettare 2 ore come un cornuto dopo. Dopo 2 ore ufficio casa mi fa: ma lei mi fece aspettare 2 ore, ci sta avanza un'ora ancora. Ha fatto bene, ma... Mi visitò, mi disse: lei non si sente bene. Che certo, ci disse: perché lo chiamava allora? Dice: deve andare subito al pronto soccorso. Ma perché chiamano pronto soccorso? Perché che sono pronte?
Perché ti donano soccorso? No, popolare. Appena arrivavo al pronto soccorso mi sono subito, lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo. Disse amico, sta arrivando ora, ma già state perdendo. Perché ci vengono parata la versione. Dottor House, sì. Dici forza, lo dobbiamo intubare. Se è buono. Come? Lo dobbiamo intubare. Dice lo dobbiamo portare subito in sala operatoria, subito in sala operatoria. E mi portare in sala operatoria. Arrivavo in sala operatoria e dice guardi, lo dobbiamo operare d'urgenza. O si addormenta lei o la addormentiamo noi. Ah, ci ha dato questa opzione, generalmente non la danno. Ci siamo addormenti solo. E come feci? Mi contavo i pecore. Finire i pecore e cominciavo con i cavalli. Finire i cavalli e me ne con i maiali. Finiva i maiali, tornava i pecore dormivano tutti. Dice guardi, non mi ho potuto addormentare. Dice guarda, si mette davanti al Rai 1 che si addormisce solo, e mi addormisce. Ci poteva pensare prima. Mi sono svegliato l'indomani mattina con un medico che gridava, diceva non vedo l'ora, lo dobbiamo riaprire, non vedo l'ora, lo dobbiamo riaprire, non vedo l'ora. E perché diceva così? Che si scordò il rocio da rinci. Si scordano sempre cose, sempre. Dice non è tanto per l'orologio, ma è un ricordo di famiglia. Certo, capito? Ma anzi a me mi finiva buona. Come ci finiva buono? Quella accanto a me nel letto, nella stanza. Sì. Mischina avessero operato di cuore. Sì. Il dottore ci scippate c'è un occhio. Come ci fate solo? Anche scusa. Picchi occhio che non vede. Padre mio, c'è qualche cosa da combattere? Lei c'ha la bottiglietta scendicata perché... Scusi, questa va per caduta, capisce? Si è messa così e ci scende dove deve andare l'acqua. Questa va per caduta, ma chissà ci va con un motorino. Ah, ecco. Non lo sapevo. Dice, ma se lei non vuole andare negli ospedali, dice, perché non se ne va nelle cliniche private? Andavo in una clinica privata, appena arrivavo da ci si scusi, non mi sento buono. Non hai capito una stanza? Dice, no, abbiamo una matrimoniale con bagno. Ci siamo all'albergo, dice, no, ma è come se fosse all'albergo. Infatti, dice, qui c'è il bar, la hall, la moquette, il coiffeur, il visagista, l'edicola. E poi, dice, in questa clinica fanno delle belle operazioni. Cioè? A uno che conosco io, al ricco, ce ne fece addirittura a tre. Addirittura, Una di cuore riuscita. tutto bene benedetto. Una di fegato riuscita. Buono. A terza fu dei calcoli. Cioè? Appena calcolare i spisi, morì dallo spavento. Aiutami a guarire da questa mia malattia, affetto da una strana forma di influenza suina che è venuta via, ma non solo mia, è una pandemia, è una pandemia tua, non ci stiamo a preoccupare. Ma il ministro della sanità ha tranquillizzato subito gli italiani, ha detto italiani quest'anno il vaccino verrà distribuito prima, in ogni caso non disperate perché se non riuscite a trovare il vaccino avete sempre un vecchio rimedio che funziona. Pigliate una pastiglia, senta a me. Non ti preoccupare, non ti disperare, prima o poi guarisci. Pigliate una pastiglia, senta a me. Non ti preoccupare se il vaccino tu non potrai trovare. Se qui non si provvede per davvero, vero, per noi ammalati l'avvenire è nero, per cui devi evitare i luoghi pieni di persone e non dare più la mano a chiunque piace a te. Pigliate una pastiglia! No, Pigliate 2 pastiglie! no, mettete una su boccia, senta a me.
dove andate? Venite qua. Lo porto I via. petrolini, Lo porto lo via. porti qui, lo porti qui, lo porti qui, lo sorregga. Vabbè, insomma, sicuri, sicuri. Lo tengo. Siamo sicuri, No, siamo sicuri, cioè si faccia curare, si rimetta, Ma Salvo, tu mi si vedi ristabilisca. cosetta, ma a me mi è finito come a Lazzaro. Cioè? Sogno vivo per miracolo. Esatto, vabbè. I petrolini, a dopo! A dopo. Sei tu, vieni quando vuoi, nel mio letto e poi con tanto sempre sale su. Mi incanti, mi butti giù, no, io non ti voglio qui, ma non posso perderti e non mi chiedere di smettere di urlare. M'ammazzerei, ma poi non so, quando non ci sei, senza di te non c'è più il sole. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Ma vedi, dimmi amore, io non so come salvare il mio cuore. Ma che succede? Che del resto, dopo un anno e mezzo doveva succedere. Allora, ti spiego. No, spiegami, ma non c'è bisogno, però spiegami. Sai come si dice a Milano, per visto che parliamo di X Factor e loro fanno bene la televisione e la musica, te imburughiasti. No, allora, Sì. allora dice la frase, dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. E dopo Io ti cazzariasti. non c'è la seconda frase, come fa? Dimmi come posso fare per salvare, non mi ricordo. Va bene. E siccome io la dovevo ripetere 2 volte la stessa frase, Sì. mi sono confusa perché volevo ripetere la seconda, invece non, insomma, Allora, c'è stato un io impidu. chiedo al pubblico, questo imberuglio Un ha creato peruglio. problemi? No, No. perché? Vabbè, dai, ma succede. Quando mi impinge la lingua mia, succede, vabbè, anche perché dopo facciamo una cosa bella, faremo un bellissimo ricordo di John Lennon che è stato ucciso proprio 30 anni fa, lo faremo più avanti, l'8 dicembre del 1980. Lucio Nicolosi e stasera soprattutto Marilisa Pino, vai, applauso, vieni Diletta, succede, dai, vabbè, può ma che sarà mai? capitare. È sempre brava Marilisa. Assolutamente sì, ecco, apriamo anche il microfono alla nostra Grazie. Diletta che è parlante. Io parlo. Esatto, allora, è arrivata e a proposito di belle voci abbiamo sentito quella di Marilisa, abbiamo sentito quella di Cassandra, lei ha una voce straordinaria, come si dice dalle nostre parti, figli pace, no? Perché è figlia del grandissimo Claudio Villa che di canzoni meravigliose ce ne ha regalate tantissime. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Messico. Stasera ad Insieme ritorna una nostra e una vostra amica, cioè Manuela Villa. Tue braccia volerò, è giunta l'ora di volare, il cuore mio non so frenare, ho tanta voglia di cantare. Messico, 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 Buonasera! Temevo che non arrivassi più. Pure io. Temevo che non arrivassi più. Mamma so mia. che tu ci tieni sempre a tornare a Catania. Ho cambiato innanzitutto. linea. Hai cambiato linea, hai Al cambiato. volo. Sempre occupato era. Ho cambiato però linea al volo ce l'abbiamo perché fatta. quello ancora deve partire Diego. Quello ancora deve partire, Sì. c'è tempo. A che ora doveva partire quello? Deve partire alle 17:35, E che ore ancora sono sta adesso? là. Adesso sono le 21:44, ancora c'è ancora tempo. sta là Ancora c'è quell'aereo. tempo. Meno male che abbiamo cambiato linea. Sì. Meno male che c'è la deregulation, quindi Sì, abbiamo sì, più sì. linee aeree. Fatto Però, tutto. però è arrivata. Manuela Grazie, Villa, Manuela, grazie, Manuela. grazie. Bacio. Ci Bella. vediamo dopo. No, aspetta un No, attimo, ma- ci vediamo dopo, Ah. sì. Però insomma, come stai te lo chiedo, a parte il sì. Grazie. C'è sempre un cugino, c'è sempre un parente. Sì, ho portato i parenti, i cugini, gli amici. Beh, ci ciao, sono tanti ciao, amici. ciao. Manuela ha sempre un grande successo, dovunque vada, quindi soprattutto a Catania, Grazie. città alla quale, lo abbiamo detto più volte, Grazie. sei molto legata. Che stai facendo in questo periodo? Adesso sto organizzando Sì. un tour di gospel Bello. in giro per insomma, sai, il periodo natalizio. E poi ho in progetto un mio terzo libro, sai che io Come scrivo no? questa passione,
è un romanzo anche questo, e poi te devo di tutto? Non lo so, se vuoi va bene anche così, noi ci accontentiamo. Tanto guarda, a no, noi... dai, adesso da gennaio inizierò il programma I raccomandati su Rai 1. Ah sì? Sì. Sei sempre lì? Sì. Che bello, che sai che non lo Sì. sapevo, lo sto sapendo Questo adesso. pure io l'ho saputo. Ah, l'hai adesso. saputo perché Allora, il Tolomeo non mi aveva avvisato. sì, no, stasera ne parliamo diciamo allora. era un punto interrogativo fino all'ultimo, perché sai queste cose come sono fatte, però insomma sembra che tu sembra ci sarai, va che bene. io ci sarò. Ti vedremo e ti sentiremo più avanti. Manuela Villa, Grazie, a dopo, a dopo. grazie. Bene, molto bello. Allora andiamo avanti con lo spettacolo e poi veramente diamo spazio a Tuccio. Vedremo anche una vecchia scenetta che sicuramente vi riporterà alla mente bei ricordi. Ma intanto, visto che Danny ha parlato così bene, come è giusto che sia, della Sicilia, e noi da 16-17 anni, ma anche da 30, tanto è stata lunga fino ad ora la mia carriera, parliamo di Sicilia, parliamo di dialetti, parliamo di questi linguaggi che poi diventano vere e proprie lingue. E un esperto di dialetti siciliani e non è sicuramente Massimo Spata. Eccolo che arriva. Buonasera Massimo. Buonasera. Vieni. Buonasera. Come stai? Bene, Buonasera. grazie. Ah, ecco. Mi dici Anche qualcosa perché- sui dialetti? Eh sì, dialetti. Io che sono siciliano ho scoperto che Dante Alighieri mi sta sul culo. Così, No, sì, lo stai dicendo così? sì, perché? sì, mi sta sul culo perché Dante Alighieri ha fatto in modo che la lingua italiana fosse il toscano e non il siciliano, perché eravamo noi quelli destinati a diventare la lingua italiana in Italia. E io non so cosa avrei pagato per sentire un comizio di Bossi regia, perché ne ho una lega, l'avevo loro. E invece questo piacere non l'ho avuto, purtroppo si parla l'italiano, si parla e noi siamo un dialetto, che poi è una lingua, perché il siciliano è una lingua, lo prova il fatto che da un paese all'altro cambia il significato delle parole. Adesso qui ci sono stati i petrolini che sono palermitani, no? A Palermo una donna grassa si definisce pacchiona, per dire che è grassa. Prova a dirlo a Catania. A Catania non si può dire, però. Com'era? Bacchione. Noi stiamo parlando palermitano in questo Noi momento. stiamo parlando palermitano, ma sono delle differenze sostanziali. Voi pensate, io in provincia di Ragusa, già nella stessa provincia, la stessa parola si dice in diversi modi. Partiamo da Gela, che è proprio vicino Vittoria, si dice Caiordo. Da Gela passiamo a Vittoria, si dice Picciullone. Da Vittoria passiamo a Comiso, si dice Lollo. Da Comiso passiamo a Ragusa, si dice Mincione, Zunnone. A Modica Zunnone. Vedete quante vede che è differenze preparato. ci sono. Vero. Ora io ho dovuto imparare giustamente i dialetti, Certo. perché muovendomi per tutta la Sicilia ho dovuto imparare come ci si esprime. Per esempio io non sapevo che a Catania il contrario di un verbo si ottenesse mettendo la S davanti al verbo in siciliano. Cioè a Catania dicono m'abituai, m'sbituai. A Catania dicono anticipare, sticipare. No? Io ero alla playa, che mi stava facendo un bagno, c'era la tipica famigliola catanese. Tu sai che c'è quest'handicap del siciliano che quando arriva a mare deve parlare per forza in italiano. Si affronta, ci viene la suggezione a parlare in siciliano. E allora traducevano dal catanese stretto in italiano. La mamma cercava di insegnare a nuotare al figlio e ci faceva, vedi alla mamma, devi abbollare la testa andare all'acqua. Quando ti viene la pantasciata, esci la testa e pigli un pezzoccone d'aria, mentre sbatti i braccetti e i gambetti, gioia e biricanati. Il padre era uno grossolano, ci si cambia la mano la piccerina dopo. La signora si è girata e ci disse, Salvo, è inutile che io correggo e tu scorreggi. Esatto. Finale in bellezza, finale in bellezza. Così, Sì. così mi sono accorto di tante cose. Io per esempio quando sono andato a fare il militare, che ho fatto il militare a Trapani, c'era un ragazzo che aveva i piedi piagati, veramente piagati dagli anfibi. Chi ha portato gli anfibi lo sa. E quel mocassino leggero in pelle di mucca
C'è chi ride l'anfibio, cioè non è il piede che si adatta alla scarpa, è la scarpa che si adatta al piede scavando dove le serve. Quindi praticamente Babele, Deberi, Babele, Sangu, Lugna. E a sto ragazzo ci disse, senti, ma sei in condizioni pietose? Dico, vai dal capitano, marchi visita, non puoi marciare. E gli altri moti ce l'hai di togliere come fa male un pezzo, per cui non marcia lo stesso. E io per un momento dissi, ma là in dalla legione straniera, non me ne adunavo. Era di Piazza Armerina. Di Piazza Armerina, vero? Sì. Non ne potevamo capire mai. Tributi, ce l'hai udito generale. Così come in tante altre occasioni, per esempio io sono ragusano, quando una cosa si sfascia, a Ragusa noi diciamo s'abbessao. Ce me la presti la macchina? No, l'hai abbassata. Che significa ce l'ho sfasciata. A Catania è il significato opposto, significa avversare, aggiustare, come non avevamo a capire mai. Io la macchina che faceva fumo, Giacinta meccanico, come non usciva, perché viene tutto contento, mi disse, oh signor Spada, che piacere, posso fare qualche cosa per lei, se si abbassava la macchina. E ringrazio il suo signore. Perché macchine che si abbassano solo io non ho visto mai. Ma poi la cosa peggiore fu e a spalle c'è da dire ma che non c'è cosa. Lei mi era simpatico che barzelletta, ma quando mi venne a pigliare in giro fino all'officina, la stessa macchina e se ne cioè il dialetto è importante, comunicare è importante. San Fratello, cioè ci vuole l'interprete, i sottotitoli, non è che è una cosa semplice. I San Fratellani parlano una sorta di cinese, arabo e francese. Noi ragusani abbiamo la C dolce, perciò ni ciangiano l'uocci, usicciu, giova, a giazza, no? A giava appezzata andò giovo. Lei di dov'è, mi scusi? Di dov'è lei? Di Carlentino. Qui c'è bisogno di incazzare soltanto. No, il signore è orgogliosamente di Carlentini. No, di Carlentini, però sa, evidentemente la vicinanza a Ragusa, perché dico, in una scuola di Ragusa è nato un equivoco, perché è entrato il professore e ha detto Vicenzo comincia a leggere. E Vicenzo ci disse, professore, che ne saccio io, comincia a leggere. Beh, certo, perché manca l'H e allora può succedere. E allora vedete, il dialetto poi capivo ora. Sì, c'è qualcuno che la metabolizza lentamente. No, ma l'importante è arrivarci nella come vita no? poi. Certo. Basta, guarda, mi sembra che lo sguardo sveglio. Basta cogliere la palla al balzo, come disse il castratore di canguri. Ridi? No. Vabbè, lasciamo perdere. Ma tutto questo non c'entra, come disse il gay seduto sull'obelisco. No, neanche quello. Va bene, sono delle cose che vengono. Sono delle freddure. Delle freddure. E quindi finiamo. Allora, finiamo che noi praticamente questo siciliano lo parliamo sempre tra di noi, non dobbiamo avere soggezione a parlare in siciliano, vi prego, insomma il siciliano è una lingua bellissima, fa parte della nostra storia, non facciamoci condizionare dal fatto che siamo inibiti a parlarlo e poi spesso siamo costretti a tradurre, perché se passa la legge Bossi di reintrodurre il dialetto nelle scuole, noi oggi abbiamo risolto due problemi, la disoccupazione, perché siamo tutti professori di siciliano e non andare alla cattedra, e poi perché i problemi se l'avevamo con l'italiano, non con il siciliano. Che io personalmente ho assistito a modi di dire, che vi posso dire, a mare, la mamma che doveva parlare per forza in italiano. Giusi alla mamma, tenta che scillechi. E la vicina, non ti preoccupare che in tal caso mi alleppo agli scogli. Il bambino che è andato dalla mamma ci disse, me l'ha portata la maschera? Sì, gioia, anche le penne. I pinne ci parea siciliano, ci traducevo in italiano, signora.
Ma la più bella è stata la spiaggia di Marina di Ragusa, dove c'era una signora che aveva portato il bambino a mare, vicino appena ne usciva la macchina, pum, si andappava dall'acqua. C'ho la mamma, che il tempo era cangiante, si mise tipo giara romana, perché aveva una forma ovoidale. Ci ha cominciato a fare vicino, Sarbo, Sarbuccio, Sarbo, esci dall'acqua la mamma, che il tempo non è lui. E io facevo, ma quello. Sarbo, vedi che si resti abbollato, vedi che ti arrappano i diti. Lo vicino, no. Sarbo, appena esce ti arriva un tombolone. Può essere mai vicino dell'acqua, che sapeva quando esce ci fa una faccia tanto. Arrestavo abbuttato dall'acqua. Conclusione, ci hanno arrappato i diti. La mamma, tra l'altro, era anche pittoresca, che siccome era il primo sole ed era stata colta di sorpresa, non aveva avuto il tempo di fare cerette, cose. Perciò dal ginocchio in giù aveva quel tocco mediterraneo. Ogni pilo tanto. Se avessi visto Tarzan ci faceva le liane per i film. E allora dico, signori, quando noi andiamo in Inghilterra compriamo il vocabolario italiano e inglese. Quando abbiamo baschi, ne aiutiamo. In Francia compriamo il vocabolario. Facciamoci accattare un vocabolario a quelli che vengono dal nord da noi, è un modo per esportare la nostra lingua, per imporre le nostre tradizioni, per essere... Per l'inno di Mameli è l'inno italiano, non avevamo una bucchi o altre cose, perciò siciliani. Siamo Grazie. siciliani. Massimo, grazie. Ci vediamo dopo, parleremo di Natale. Di Natale. Vabbè. Where the deer I saw the sun. Don't know why I didn't come. Left you by the house of the farm. Don't know
Tuccio Musumeci, eccolo che arriva. Buonasera Tuccio e bentornato ad Insieme. Buonasera. Ciao. Tuccio Musumeci, eccolo. Ci sono i presentatori che molto spesso non sanno cosa dicono, che presentando Tuccio Musumeci dice un attore che non ha bisogno di presentazioni, se non ha bisogno di presentazioni il presentatore che ci sta a fare, però di fatto tu non ne avresti bisogno perché insomma ti conoscono tutti. Da quanto tempo fai questo mestiere? Allora perché non te ne vai? No, appunto, siccome io ci voglio restare, appunto, perché chi dice, quei presentatori che dicono non ha bisogno di presentazione, appunto. Quanti anni? Da quanti anni? Da quanti anni? 55. Applauso, 55 anni di lavoro, di teatro, di cinema, di televisione. 55 anni girando continuamente tutta l'Italia. 5 anni in America, Australia, Argentina, Madonna mia. Ora dico basta. Adesso ti sei un attimino fermato qui in Sicilia, no? Catania e la Sicilia. Avendo il teatro qua, tu sei qui di fronte al Brancati. Teatro Brancati e sono qui il giorno 17, 18 e 19 perché ho il teatro occupato. Perciò tu sballi e devo entrare io. Cioè, io il 16 concludo, ti lascio e poi ritorno il 20. Perché quanti anni ha che si fa insieme? 17. 17 anni insieme, ma chi matrimonio oggi tu? Appunto, quindi questo è più di un matrimonio, è un'unione ormai. Oggi appena si è marito, dopo 2 anni si spattano, figurati. So. E poi ritorno qua in questo teatro a gennaio con Piccolo Grande Varietà. Che è un successo clamoroso, è un lavoro molto bello. Abbiamo finito domenica scorsa 2 settimane a Palermo, che ha avuto un successo immenso perché io ne parlavo poco fa anche con Massimo D'Apporto, che è venuto a vedere lo spettacolo al Brancati. È stato qui la settimana scorsa, Massimo, sì. E diceva, ma questo spettacolo io mi ricordo i tempi di mio padre, ma io ho visto che i giovani si avvicinano a questo tipo di spettacolo perché non conosco, perché è uno spettacolo che è proprio il varietà in Italia, con orchestra, ballerine, e l'abbiamo fatto in collaborazione con la Brigata d'Arte. Se io ti dicessi come iniziò questo spettacolo, io lo andai a vedere proprio alla Brigata d'Arte, ma era un po' lungo, invece con Mario Sangani, che è il regista, che in tutte le interviste lo chiamano Sangani, invece è Sangani, proprio anche la RAI diceva sempre Sangani, invece si chiama Sangani, addirittura ne mettenze private disse Salgari, ma disse Emilio Salgari. Quello è un altro, quello era di Sandokan e quant'altro. E perciò in collaborazione Teatro della Città e Brigata d'Arte abbiamo portato avanti questo discorso che è abbastanza fortunato e speriamo l'anno prossimo di toccare Trieste, Milano e Venezia, cioè fare... Senti, eppure i tuoi non volevano che tu facessi l'attore, no, perché molto spesso le grandi carriere cominciano così, con un diniego dei genitori. Perché io, da parte di mia madre, De Gaetani, vengo da una famiglia di professori d'università, tutti in medicina, e anche le donne a casa mia sono laureate in medicina, e perciò per me allora fu uno scandalo. Poi io frequentavo un mio professore di lettere, perché io studiavo a Modena, e di fatto l'accento si sente, no? Sì, si sente, sì. C'è il signore di Ferrara che può confermarlo, si sente che è un po' modenese, ancora non lo ha perduto. Ho fatto l'università a Modena e venivo in Sicilia a trovare un mio ex professore di latino, il professore Ruggeri, oggi tutto morto su sti genitori. Va bene, non lo ricordiamo. E allora incontravo un altro ragazzo appassionato di teatro che voleva fare l'attore, che era Pippo Baudo. Ecco, sì. Poi ci siamo messi assieme, abbiamo durato per 15-16 anni assieme facendo la Sicilia, la Calabria. Poi, siccome come attore lui non tanto aveva fortuna perché era proprio tagliato per fare il conduttore, ci trovavo mano e fare solo il presentatore. E ha fatto bene, perché com'era come attore Pippo Baudo? Dillo. No, cioè mi faceva da spalla, però era un disastro, perché ogni volta che io dovevo dire la battuta comica, siccome lui la conosceva, arrivava il solo pubblico non arrivava. Ho capito, quindi ti bruciava la battuta. E me la bruciava. Quindi questo era Pippo Baudo come attore quando lavorava con Tuccio. E tu hai preso questa strada. E io ho preso questa strada perché l'attore non l'ho mai voluto fare, attore, vedi, con la O chiusa. Però io ho rischiato di lavorare con te in questo lavoro, perché tu mi avevi proposto di fare in questo lavoro sul varietà il conduttore, il presentatore, è vero? Sì, sì, ma poi ho avuto paura. Perché siccome parli sempre tu,
Non parla sempre lui? No, si intromette in tutto. Ma quando Va mai? bene, poi quando invita ai politici si fa il bello. Ci sono politici stasera? Insomma, sono amministratori, c'è un E poi assessore. e poi c'ho su politici. Politici, va bene, sì, ci Perché sono. chi sono? No, non sono Ma politici. sono di Catania, eh? No, l'assessore è Eh? di Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa. Bello, con Pippo Baudo lì facevamo Miss a Chiaramonte Gulfi, la Miss Sicilia, e come ospite veniva Nilla Pizzi, ma tanti, Chiaramonte Gulfi, e poi si aspettava l'alba, era bellissimo Chiaramonte Gulfi. A Ferragosto. A Ferragosto si faceva proprio... era L'assessore bello. Occhipinti lo ricorda? No, perché è giovanissima, glielo hanno raccontato. No, l'assessore forse non era nato. No, non era neanche nato. No, poi si è messa in politica e ora sa pizza però. Una bella donna così, che fare la politica? Lasciatela la politica. Lei che cos'è? MPA, separatista, che cos'è? No, uno ci si fotte. S'affronta, caputo? Si vergogna. Di che cos'è? Partito Democratico, PD. Di quelle poverette che ci stanno facendo la pubblicità a Berlusconi. Sono loro che ci fanno la pubblicità, perché parlano sempre male di Berlusconi. Ma io non se ne frega completamente, perché in sostanza è la sinistra che ci fa tutta questa pubblicità. Poi non ci chiama ci scende. Così, vabbè. Comunque salutiamo l'assessore Occhipinti che poi è amministratore. Io credo che gli amministratori siano un po' diversi. Ma gli amministratori non hanno che amministrare perché tutti i comuni sono fallimenti. Questo è vero, che soldi ce ne sono pochi, è vero. Senti Tuccio, prima di salutarti, ricordando questo appuntamento con l'incidente, andiamo a rivedere una scenetta tra le tantissime scenette comiche che tu hai realizzato in tanti anni di carriera. Sì, no, io volevo dire una cosa prima che lo dimentichi. Prego. Deve fare gli auguri a tua zia. Ecco, vedete, la televisione fatta in famiglia. Perché non mi ha raccomandato altro, che oggi fa 88 anni. Allora, siccome io ho una zia, tra le tante zie straordinarie, che è stata una zia che mi ha cresciuto insieme con l'altra zia, che è l'altra sorella di mamma, che è zia Graziella, si chiama zia Rosa. Zia Rosa è la prima telespettatrice d'Insieme, non se ne perde una. E oggi compie 88 anni, è la mamma anche di un nostro collega e quindi di un mio cugino che è Orazio Torrisi, ex direttore artistico del Teatro Stabile di Catania, adesso direttore del Teatro di Roma all'Eliseo, insomma, e all'Ambra Iovinelli. Dunque, quindi zia Rosa, auguri, ce lo siamo ricordato. Zia Rosa, Viva 88 anni. 88 anni. La sua famiglia cammina assai, perciò insieme sa quando vado a soppare ancora. Questo è vero, è vero. Allora, dicevo, fatti gli auguri a zia Rosa, ma del resto voi lo sapete, insieme forse è andato avanti per tanti anni perché lo abbiamo tenuto insieme tutti, quindi è diventata una grande famiglia, quindi fare gli auguri a zia Rosa è bello. No, lo tieni tu solo, poi è vero. Abbiamo fatto un programma tra gli altri che si intitolava Giro la ruota e c'è una scenetta fatta insieme con Rosa Miranda che è molto divertente. Perché era il periodo del giro... dei mondiali di ciclismo in Sicilia. Ma no, tu sai che quando io sono entrato, diciamo, in pensione, perché da noi l'unica cosa in Italia che funziona è la pensione degli attori, che veramente è puntuale. Quando io sono entrato in pensione mi hanno dato un tabulato. Io nel 1959-60 ho partecipato al Giro d'Italia che lo commentavo umoristicamente alla RAI. Allora c'era la RAI, non c'era ancora. E io non lo sapevo proprio. No, prego. E poi che me ne stai No, ma perché ti incuto terrore? Che stavo dicendo, stavo per dire una cosa. No, dicevo, partiamo col filmato, io ero 100 kg, guardate. Qualche anno fa, 17-18 anni fa. Vai, vediamolo insieme. Guardate. Qual è? Che c'è? Guarda che è tornato. E chi è tornato? Chi? Tutto a posto, dottore, come state? Tutto a posto? Bella faccia, complimenti. Buonasera, maestro. Che bellezza essere di nuovo qui. È quel personaggio che ha fatto qualche settimana fa la serenata. Sì, a Margherita Ramfrascata. Il ministro ingrasciata? Frascata, dottore, frascata. Tutto a posto. Ma che aria innamorata che avevi. Ma sì, sono passata proprio per questo, sì, perché quel problema che avevo, e voi sapete, è tutto risolto, tutto fatto, sì. Bravo. Che grande femmina, che grande femmina, c'ho appuntamento con Margherita Ramfrascato, ormai mi ha detto sì. E medica la chiama, sino a quando scende, maestra. Margherita! Margherita, Gennarini, scende! Margherita, fammi presto!
maestro. E quando è bello o no? È bello o no? Dottor, ma dovete dire, è bello o no? L'ha già mappucciata, l'ha già straziata tutta quanta, maestro. Guarda che femmina, che Claudia Schiffer, Margherita Schiffer, guarda. Quando sei buona! Fermo, che c'è gente per strada che ci guarda. Attacca, maestro! E levata l'uscialletta. Uscialletta gna 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 gna. E levata l'uscialletta. Uscialletta gna 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 gna. Si non te vuoi, mamma me ne va cacà. Si non te vuoi, mamma me ne va cacà. E va bene, pazienza. Levamo un uscialletto come vuoi tu. Quando è bella! E levata la connicella. La connicella gna 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 gna. E levata la connicella. La connicella gna 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 gna. Si non te vuoi, mamma me ne va cacà. Si non te vuoi, mamma me ne va cacà. E pazienza, ma levamo la connicella. Faccia vedere. Ti piaccio? Sei un amore, sei. E levata la cammesella. La camicella gna 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 gna. E levata la cammesella. La camicella gna 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 gna. Si non te vuoi, mamma me ne va cacà. Si non te vuoi, mamma me ne va cacà. Ah, pazienza, levamo la camicella. Mi chiamo bella. Quando sei cattivo, quando sei cattivo. Marca, mi stai facendo penare, oh, che sessualità! Oddio. E levata reggimento. Un reggimento gna 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 gna. E levata reggimento. Un reggimento gna 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 gna. Se non te vuoi, mamma me ne va cacà. Se non te vuoi, mamma me ne va cacà. Levamo un reggimento. È bellissima. Damma qui minnazza. Minnazza gna 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 gna. Damma si minnazza. Minnazza gna gna gna. Se tu non me vorrai, mamma me ne va cacà. Se tu non me vorrai, mamma me ne va cacà. E pazienza, catteni minnazzi. Che schifo. Oh, io ho i minnazzi. Tutte e due. Sono passati 18 anni però, Quando schifezza mi fa. Ah, ma fatta assai, assai. Però insomma... E tu eri bruttino, sai? Lo so, ero bruttino sicuramente, ero molto più grosso. Anche tua zia Rosa l'ha detto che quando sei nato eri brutto, eh? Sì, zia Rosa l'ha detto. Lo dice non è che sia migliorato dopo, però... No, ora ti sei imbellito con l'età e grazie. cose, ma era bruttino. Difatti quando dici che tua madre partoriva a te, l'infermiera presentava un piccerino e dice guarda lato severo. Ma che dici? Ma no così brutto, potevo essere un po' sciupato, che ne so, perché ero un po' grosso. Vabbè. Allora, finiamola qua. Tuccio Musumeci, grazie. Allora, oggi abbiamo tantissimi saluti. Samuel Montegrande manda un bacio alla nostra Marilisa, quindi Marilisa saluta Samuel che ci tiene tanto. Poi abbiamo un saluto di Antonella Borzi da Paternò e augura buon compleanno alla figlia Natascia che compie 11 anni. Leo Casile da Reggio Calabria, grande fan di Manuela Villa e suo papà, le manda tanti saluti e dice che ha tutti i suoi CD autografati. Piero Arena e Giovanni Loiacano mandano tanti saluti a tutto lo staff d'Insieme e anche a Walter Maurino manda un abbraccio a tutti noi d'Insieme e li ringraziamo. Grazie mille per questi saluti. E salutiamo affettuosamente i piccoli fratelli Antonio e Gaetano Todaro che ci seguono appassionatamente tutte le sere e Pippo Pulvirenti da Parigi manda un grande abbraccio a tutto lo staff ed in particolare salvo proprio a te.
E infine auguri a nonno Giovanni Grasso che, pensate un po', lunedì ha compiuto 100 anni ed è stato festeggiato nella sua casa ad Aci Trezza da 5 figli, 13 nipoti, 19 pronipoti e dal parroco Don Giovanni Mammino. Auguri signor Pippo! Signor Giovanni, signor Giovanni. Si chiamano tutti Giovanni perché il santo 100 patrono è San anni. Giovanni, c'era anche il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago. Grazie. Allora, ci vediamo lunedì, martedì, mercoledì con i saluti. Intanto, prima di risentire le due voci che abbiamo ospiti, cioè quella di Cassandra che tornerà tra un istante e quella di Manuela Villa, io voglio fare un doveroso omaggio ad un grande artista che è scomparso esattamente 30 anni fa, perché fu ucciso davanti alla sua casa di Central Park a New York proprio l'8 dicembre del 1980. Sto parlando di John Lennon, al quale facciamo un grande applauso, leader di un gruppo straordinario come i Beatles. Adesso quel posto dove lui è stato ucciso è diventato luogo di culto. Se andate a New York trovate ogni giorno migliaia di persone che passano da lì per lasciare un omaggio. Si chiama Strawberry Fields, proprio il punto in cui John Lennon è stato ucciso da questo psicopatico di nome Mark David Chapman. Come lo ricordiamo? Lo ricordiamo con una delle sue più belle canzoni, questa bellissima preghiera laica che è Imagine. Il maestro Lucio Nicolosi mi accompagna al piano e io cercherò di leggerla, non di recitarla perché non sarei in grado di farlo, di leggerla insieme a voi idealmente, tradotta in italiano. Sentite che belle parole pensò John Lennon per questa canzone diventata immortale. Prego. Immagina che non esista il paradiso. È facile se provi. Nessun inferno sotto di noi, sopra di noi solo il cielo. Immagina tutta la gente vivere per il presente. Immagina che non esistano frontiere, non è difficile da fare. Nessuno per cui uccidere o morire e nessuna religione. Immagina tutta la gente vivere una vita in pace. Puoi darmi del sognatore, ma non sono il solo. Spero che un giorno tu ti unirai a noi e il mondo sarà unito. Immagina che non ci siano ricchezze. Mi meraviglierei se tu ci riuscissi. Né avidità né cupidigia, una fratellanza di uomini. Immagina che tutta la gente si divida tutto il mondo. Spero che un giorno tu ti unirai a noi e il mondo vivrà unito. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Lucio Nicolosi, Marilisa Pino e questa canzone, questa preghiera laica davvero straordinaria che abbiamo risentito tradotta in italiano anche per apprezzarne ancora meglio il significato. Questo mondo immaginato da John Lennon senza guerre, tutti in pace, né poveri né ricchi, ma tutti uniti, tutti insieme. È un po' idealizzato. Forse non ci arriveremo mai, ma noi speriamo che tutto ciò possa succedere anche nel ricordo di un grande artista. John Lennon, grazie. Ci siamo? Sì. Allora arrivo, Istituto Ardizzone Gioieni che compie 100 anni e poi ancora donazione del sangue, ma prima
da X Factor di quest'anno, con una canzone che si intitola Città vuota, lanciata qualche anno fa, caro Seba, da Mina. Ritorna la nostra voce siciliana che è pronta, ecco la base che parte dalla regia. Città vuota, ad insieme da X Factor, Cassandra, eccola! Vieni, goditi l'applauso intanto che è siciliano, quindi vero, genuino. È un personaggio, Cassandra, dai. Adesso, lei sa cantare, su questo non c'è dubbio, lo aveva dimostrato anche qui in altre occasioni, però è anche un personaggio, no? Ha questa faccia, sembra un bellissimo cartone animato, è vero o no? È straordinario, è divertente, è simpatica, Grazie. è solare. Qui ci vuole l'applauso per me che l'ho detto. No, sono contento, anche perché tu sei entrata in corsa, non hai Io sono cominciato entrata alla terza dalle prime puntata puntate. come Sì. new entry, Sì. quindi il mio percorso è stato molto conciso ma massacrante. E quante puntate sei rimasta, X Factor? Io sono rimasta fino alla 7ª. Esatto. Sono uscita praticamente alla quintultima fine puntata, insomma. Sei rimasta Prima- un po' male, Cassandra? Oppure Beh, per un te andava po'- già bene così? Sì, per me è stato già bellissimo comunque entrare, fare queste esperienze. È normale, noi si voleva restare di più, ma giusto per poter ancora continuare a cantare. Però insomma, voglio dire, è stata un'esperienza fantastica da tutti i punti di vista, anche umano, perché insomma è sempre un reality, quindi tu ti metti in discussione non soltanto come artista, ma anche come persona. E devo dire che poi è stata la possibilità di conoscere tanta gente, beh, con alcuni dei ragazzi siamo ancora in contatto e ci sentiamo e poi saremo tutti insieme in piazza a Bologna per il Capodanno, quindi c'è questa festa con Paolo Belli, Facchinetti, ci rivediamo tutti. E comunque insomma. diciamo una cosa, quando il talent show mette in gioco degli artisti che comunque già un'arte ce l'hanno, è sicuramente utile perché si discute molto su Amici, su X Factor, su altre cose tipo Grande Fratello. Io direi che Amici e X Factor perlomeno mettono in scena artisti che già hanno fatto la gavetta, che già hanno cantato o hanno ballato o hanno recitato parlando di Amici, quindi è comunque una passerella importante, un trampolino di lancio sì. assolutamente importante. Infatti la categoria over, quella che era stata data ad Elio, aveva questo compito quest'anno comunque di andare a cercare tra gente che già magari aveva qualche cosina nel cassetto e farla emergere. Vola? Certo. Questa farfalla, Farfalla che la vola. farfalla che vola, va Sì, bene. questa vola. Senti, ci sentiamo dopo perché voglio sì, risentirti certo. insieme con Peppe Arezzo e con Placido. Ti parlerò anche del progetto che faccio con loro. che è Sì, una perché cosa sarete bella. in giro per l'Italia con questa band, in Sì. parte siciliana, Sì. in parte no, partendo dal Blue Note di Milano, che è sì. un locale storico, Invito dove non tutti arrivano quelli- tutti i milanesi che ci seguono al Certo. Blue Note. Cassandra, grazie. Arrivederci. Massimo, preparati e poi Manuela. Allora, l'Istituto Ardizzone Gioieni, Istituto per Ciechi, compie 100 anni e Gianluca Rapisarda, che è mio fratello di luce, ha come dire, chiamato questa serie di manifestazioni 100 anni di luce. Gianluca, in una battuta, che cos'è l'Istituto Ardizzone Gioieni? Insomma, 100 anni sono tanti, è una storia lunga. Hai perfettamente ragione, io a volte inflaziono il termine luce, che poi non è inusuale per un non vedente, potrebbe sembrare così. E noi vogliamo dimostrare che questo istituto centenario compirà il 30 maggio, 100 anni, ma noi abbiamo già avviato tutta una serie di iniziative grazie al direttore artistico Seba, seduto Adesso qui ci arrivo, accanto, sì, il sì. mio appunto caro altro fratello di luce, e il sostegno del Consiglio di amministrazione che oggi è rappresentato dal presidente della sezione provinciale dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, il Cavaliere Gemellaro, che questo non è un ospizio. Tu lo sai, a Catania c'è un po' l'immaginario collettivo che questo istituto continua a rappresentare un ospizio. In realtà non lo è, attraverso la musica, tante iniziative artistiche di cui ti parlerà sicuramente Seba, vogliamo dimostrare appunto che questo istituto può diventare tranquillamente uno strumento di integrazione e di condivisione per i non vedenti e vedenti catanesi. Grazie Gianluca anche per la sintesi, sei stato bravissimo. Seba, e allora poi ne parleremo perché avremo tempo. In sintesi, che cosa state organizzando? Perché 100 anni è una festa.
Sì, è nata da un'idea, da un incontro tra l'altro casuale tra me e il presidente a Milano, ma il motivo, il retromotivo di questa mia presenza come direzione artistica è che noi non dobbiamo aspirare a nulla di eccezionale, dobbiamo aspirare alla normalità che ci manca tanto in questi anni, in questi giorni. Quindi io sono onorato di poter contribuire a una causa che è quella poi alla fine che ritrova dei ragazzi che hanno le stesse pulsioni nostre, gli stessi interessi nostri, e quindi regalare a questa città meravigliosa un edificio meraviglioso giovando sia alla popolazione che ai ciechi stessi. Sono qui per far questo. Grazie Seb, tu sei un cantautore famoso e affermato, grazie per questa tua iniziativa. Chiudo con una battuta del cavaliere Antonino Gemellaro, che come diceva Gianluca è per l'appunto presidente della sezione provinciale dell'Unione Italiana Ciechi, che è sempre impegnatissima, cavaliere. No. Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera. Io voglio dire pochissime cose perché l'Unione Italiana Ciechi, sede provinciale di Catania, rappresenta oltre 4.000 non vedenti. Solo ai ciechi che non si avvicinano, ai ciechi ipovedenti che non si avvicinano all'Unione Italiana Ciechi, di farlo perché è tutto gratuito e ci sono tantissimi benefici di leggi, fiscali eccetera, che tanta gente non conosce perché non si avvicina all'Unione Italiana Ciechi. Quindi fatelo per voi stessi e per avere anche una certa riabilitazione visiva di ipovedenti. Grazie. Grazie cavaliere. Battuta finale Gianluca? Sì, ricordiamo un po' gli amici che ovviamente presenzieranno ai vari appuntamenti artistici. Abbiamo varie presenze importanti, da Vincenzo Spampinato a Matteo Mantia, ex cantante degli Sugar Free. Sì. Abbiamo una mostra fotografica che sarà ospitata in istituto di Irene Catania fino al 21, quindi venite a visitare l'istituto. Abbiamo anche una rassegna cinematografica durante la quale presenteremo 2 film di 2 giovani registi emergenti catanesi, Ricky Caruso e Daniele Consoli, che ha girato un film interamente recitato da non vedenti. I non vedenti fanno anche cinema. Prima di chiudere in musica, proprio una piccola intramuscolare. Massimo Spada, vieni. Buonasera Massimo, ancora. Che vogliamo dire? Ma io volevo dire qualcosa sul Natale. Sul Natale, dai, qualche minuto di Natale ci sta, c'è l'albero pronto. Da quando scatta, dal 30 novembre al 1 dicembre, si entra in clima natalizio, la gente diventa più buona, siamo tutti più buoni, non si capisce perché fino al 30 novembre bastardi incredibili, o 1 dicembre abbiamo un cuore. Il cuore si allarga. E lo vedi anche dai messaggini che ti arrivano, no? Nel telefono, perché dipende che rapporti ci sono. Se uno il 23 dicembre tu ci hai mandato un messaggio e c'hai tu cornuto, vi regamo a dare i soldi, e lui ti risponde e ta sangue come l'altro, aspetta, il 24 diventa mistico e ti manda un messaggio in cui ti dice che la nascita di Gesù possa rinverdire in te valori come la comprensione, l'amicizia. Uno ci dice ma dai i soldi lo stesso, magari che siamo a Natale. Ma lui ci prova, capisce il Natale, dice forse è più buono il mio interlocutore. E poi una cosa che mi piace tantissimo del Natale è che ci sono i regali, no? Sì, vero. E ci sono le coppie che ormai hanno passato da poco, diciamo, la fase di sposini, no? Quindi sono coppie ormai, diciamo, sposate da 8-9 anni. E i reali sono sempre gli stessi, no? Cioè, io daccio il reale o pigiama che io non usa, scusa perché non lo usa. Però c'è un reale lo stesso. E c'è un reale lo stesso. Sì. Che io passa, chi che vinni i pigiami ci fa, sebbene ma moglie ricci che pigiami non hai stanno, invece io ti ho fatto una sorpresa. Ti ho regalato il pigiamino e tu devi fare il sorpreso, ma in realtà tra il grazie amore veramente, cosa pensiamo veramente dentro di noi? Ma da lei sta connuta attorno a un pigiama, io che non me ne metto mai. Noi a nostra volta cosa facciamo? Regaliamo alla moglie la cosa che ci viene più facile, il foulard. Facciamo il foulard, basta che è fermato, ci ungiusciamo e giuriamo. Te lo aspettavi il foulard,
no amore, che sorpresa, lei penserà, ora la cameriera, a così, vedremo se ti permette di rialare ancora a fulare. Ai bambini invece si regala, il Natale è solo per i bambini, si regala il telefono touch screen, che va di moda. Sì. Io mu cattai, ma devi avere delle dita da pianista. Io che ho carrozzi di sasizza per o posso reire ogni volta per fare il numero di telefono, mi scattano 3 cifre. Invece i bambini cosa fanno? Si associano al regalo della mamma e t'accattano i pantofoli, non ci sono i liuna, i cani, chi che quando cammini abbaiano, che te li potevi mettere quando avevi il fisico di un uomo. Ora che panzaretti che avevamo, sti pigiami di flanella, questi pantofole, siamo cosa a rittare nella munnizza, sole, o barcone. Ma dico, al di là di questo, c'è sempre una barzelletta che a me piace tanto raccontare per Natale, che è quella del bambino sardo. C'è un bambino sardo che desidera da anni ricevere le palle, le scarpe e la racchetta di Panatta. Perciò a Natale si assitta andare a scrivania, piglia la lettera. Caro Gesù bambino, volevo dirti che quest'anno ho vinto il premio come miglior bambino di Nuoro, Sassari, Alghero, Cagliari e Oristano. Per cui ti pregherei per Natale di mandare palle, scarpe e racchetta di Panatta. Tuo affezionato Gavino Puto. Chiuri e manna Alice. A Natale o vicino ci arrivano magniciette, fulminante, asseduta femmine, cicche, scatolette. Tranne chi che aveva domandato lui. Il suo senso cristiano lo obbliga a dire: forse sono stato poco buono, mi comporto meglio l'anno prossimo. Si comporta benissimo l'anno dopo. Cara Madonna, ho vinto il premio europeo come migliore bambino della comunità europea, per cui ti pregherei per Natale di spedirmi palle, scarpe e racchetta di Panatta. Tuo affezionatissimo Pudu Gavino. Imposta, macchinicette, scatolette, cicche-zacca, asseduta femmine, tutto tranne che quello che aveva chiesto lui. Il suo senso cristiano ancora lo obbliga a dire: forse sono stato poco buono. E ciò si comportano bene, benissimo. Terzo Natale, cara Madonna, ho vinto il premio UNICEF intergalattico. Sono risultato il bambino migliore della galassia nella quale viviamo. Per cui a questo punto ti pregherei per Natale di mandare palle, scarpe e racchetta di Panatta. Ma che ne c'è? Asseduta femmine, cicche, scatolette, tranne che quello che aveva visto vicino 4 Natale, sta incazzato. Se ne vanno a presepe, piglia Gesù bambino, si infila nella sacchetta, piglia la litra. Cara Madonna, se vuoi rivedere vivo tuo figlio, ti pregherei per Natale di mandare palle, scarpe e racchetta di Panatta. Massimo Spata, grazie, auguri, buon Natale. Niente da far, non ci riuscirò mai. Se sia soltanto per il mio culo che non va. Ecco perché io vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. Marilisa e Lucio, il nostro angolo musicale. E a proposito di musica, con una canzone che si intitola Buongiorno Tristezza, ritorna la voce straordinaria dal vivo ad insieme di Manuela Villa.
parlammo dove un giorno ti incontrai. Ti dissi di lui, mi vuole bene ancora, mi sbagliai. Piangono le foglie gialle tutte intorno a me, chiedono al mormorio dei platani dov'è, vedendomi con te. Buongiorno tristezza, facciamoci ancora oggi compagnia. La strada la sai, è quella che rondina l'allegria. Piangono le foglie gialle tutte intorno a me, chiedono al mormorio dei platani dov'è, vedendomi con te. Buongiorno tristezza, facciamoci ancora oggi compagnia. La strada la sai, è quella che rondina l'allegria. È quella che rondina Si chiama atmosfera questa, eh? Si chiama atmosfera. Era tanto tempo che non facevo questo pezzo, ho detto di questa sera voglio così. Hai fatto bene, perché c'è chi riesce a crearla l'atmosfera e c'è chi non ce la fa. Come si dice dalle nostre parti, id ce fa. Ciafa. Grazie. Come diceva Nino Martoglio, cianguanta, no? Nella Centolla. Comunque è un pezzo bello, sì, bellissimo. In Poi questa l'abbiamo serata ci voleva. riarrangiato, insomma. Ci voleva. Senti, io ti chiedo di chiudere in bellezza tra un po' il programma con un duetto. Mi riprendo l'aereo? No, resta qui, poi andiamo a cena. Facciamo un tu che mi hai preso il cuore, che ci lascerà dopo questa bella atmosfera, come dire, un sentimento bello, positivo. Sì, un augurio anche. Manuela Villa, ciao, grazie, a dopo, grazie. finale. Allora, solo pochi minuti, vorrei riflettere sul Festival di Sanremo. Quest'anno lo condurrà un nostro amico che è Gianni Morandi, che dopo il Festival di Sanremo verrà qui in trasmissione. Però sul Festival di Sanremo si dicono tante cose. I petrolini hanno fatto una riflessione alla loro maniera. Signore e signori, Festival di Sanremo, i petrolini, eccoli. Allora, avete visto quest'anno Sanremo? Ecco, a questo punto ci vuole uno, almeno uno che dice sì. Avete visto quest'anno Sanremo? Ecco, vi ricordate chi ha vinto? Ha vinto Valerio Scanu. Che verrà martedì, quindi per chi sto sano, viene martedì, ma lo sanno perché lo conoscono. Valerio Scanu, pensate, è quello che fa l'amore nei laghi, in tutti i laghi, con tutti i draghi, con tutti i maghi. Pensate che Valerio Scanu addirittura era stato escluso ed è stato ripescato. D'altra parte uno che fa l'amore nei laghi può solo ripescare, non è che...
Al terzo posto del Festival di Sanremo è arrivato Mengoni. Che è stato Abbiamo qui l'anno incontrato scorso qui. e tornerà l'anno prossimo, sì. Ma la rivelazione di Sanremo del 2010 è stato un secondo posto con un trio inedito. Un trio composto da Enzo Ghinazzi in arte Pupo, Emanuele, Filiberto, Giovanni, Reza, Francesco, Maria, Mauro, Michele, Nicola, Nino, Totò, Paolino e Giovanni di Savoia. E cornuto ci fosse uno che si ricordasse come si chiamava o tenore. Che tra l'altro Fred era l'unico che sapeva cantare. Dico, va. Bene, questa sera, gentilissimo pubblico di Insieme, è qui con noi il maestro Giancarlo Aguglia, che vi pregherei di applaudire calorosamente. Ma soprattutto per il pubblico scelto di Insieme, casualmente si trova a transitare da Catania un personaggio che ormai fa tanta televisione. Signori, è con vero piacere e con onore, proprio sono tutto proprio, c'è un benvenuto che mi arriva, proprio sono contento. Signori, è con noi il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Grazie, maestro, signor La Rosa. Buonasera. Buonasera, Buonasera. Buonasera, prego. Tutte cose inutili vanno alla televisione hanno fortuna. Sì, tutte cose dai, inutili. cominciamo? Ne mancavano cose inutili, ne portarono pure a chi ce ne Che ti sta dicendo? E ci fanno fare pure Miss Italia, ci fanno fare. Allora, Oh, tante belle presentatori che si perdono, vanno a chiamare una cosa inutile come a chi. Una cosa ce l'ha con me. Andiamo? Facciamo? Sì, signor Principe, sto facendo una presentazione del Sì, faccia la presentazione. Dalla che bello, proprio tutto suo padre. Prego. Vai. No, insomma, è una persona onesta, un Presenta, infadito, una tappenara. È una persona proprio per me. Di Enzo Ghinazzi in arte Pupo, Italia, amore mio, canta Enzo Ghinazzi in arte Pupo, Emanuele, Filiberto, Giovanni, Maria, Nicola, Paolo, Cosimo e Damiano. Non mi chiamo così. Premere 3 per parlare con l'operatore. 2, premere 2 per tornare al menù principale. Emanuele, Filiberto di Savoia, suo padre Orissimo, sua madre Poro. Italia, amore mio. Dirige l'orchestra il maestro Giancarlo Aguglia. Canta Enzo Ghinazzi in arte Pupo, Emanuele, Filiberto, suo padre, sua madre, suo cugino, tutta la sua famiglia, la settima generazione, veramente di Savoia, dirige Italia, amore mio. Canta Enzo Ghinazzi. In arte Pupo, Emanuele, Filiberto, Giovanni, Maria, Paolo, Giovanni, Nicola, Catania 22, Palermo 18. Cosenza non pervenuto. Premere asterisco per tornare al menù principale Filiberto di Savoia. Italia, amore mio, canta Enzo Ghinazzi. Italia, amore mio. Prego, maestro. Vai. Guarda che bello. Campare oggi è sempre più duro, infatti siamo chi spaddo muro e su travaglio che finisce, un siamo più né carne né pesce, speravamo una riconversione, ora temiamo la cassa integrazione, a Fiat ne vuole licenziare, sapete come ma campare, vai! So che tocco a vai, annacate,
Dai, annacate! Io vivo solo di cultura. Sì, sa che tu Del vocabolario, resto sa non che mi te. importa Quindi c'è niente. fottendo, Per lo questo fai. io non ho paura certo. di questa crisi lunga e Ma dura. figurati. Lavoro non ne ho mai cercato. Non ti preoccupare, ma travaglio questa io. non è cosa mia. Stai tranquillo. E vivo di quel che mi resta. Mischino. Castelli, soldi e una corona in testa. Sì, stasera sono qui, ma mi campare io, usave solo Dio. Io non mi stancherò Dillo. di dire al mondo addio. Vai. Sicilia, amore mio. Guarda che bella faccia che ha. Ricordo quando ero bambino, viaggiavo sempre in prima classe, Mangiava l'ugna. giravo il mondo e non avevo Viene, paura mai di non avere soldi in tasca. Cosa posso raccontare? Io che non ho mai visto niente. Infatti, come viaggi nostri. Dove sei andato? Ne andiamo sulla Ficarazzi. Sì, stasera sono qui, ma mi campare io, ma aiutami zio. Io non mi stancherò Dillo. di dire al mondo addio, Sicilia, amore mio. Io spero tanto e ancora aspetto pure. di avere tetto sopra il tetto, ma tutto questo mio progetto è solo un sogno nel cassetto. Lo sai qual è la differenza? Sognare non costa niente. E io che sono un possidente, in Italia sono un nullatenente. Sì, stasera sono qui, ma mi campare io, mi aiuta solo Dio. Io non mi stancherò Sentiamo. di dire al mondo addio. Sicilia, amore mio. Con Peppe Arezzo e Placido Salamone alla chitarra, Cassandra, come ti vorrei, dal vivo ad insieme. Cassandra! So che tu non tornerai, te ne vai senza piagnistei, ma come ti vorrei, come ti vorrei qui con me. Passerà, tutto passerà.
quick on me. That don't you feel like cry? Don't you feel like cry, 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 like cry, cry, Grazie Cassandra col maestro Peppe Arezzo e Placido Salamone. Natale, solo saluti finali con tutti. Venite dentro tutti gli artisti che hanno dato vita a questa puntata, li salutiamo e così ci vediamo poi lunedì con il meglio di, ancora domani con il meglio di e poi martedì pomeriggio con Mario Biondi e con il nostro Valerio Scano insieme con Gilberti Donea e poi ancora mercoledì un ospite a sorpresa che stiamo per chiudere. Giovedì prossimo registreremo di pomeriggio la puntata con Enrico Guarneri Litterio, Vincenzo Spampinato e Andrea Barone. Allora, i Petrolini, grazie. Massimo Spata, Diletta Leotta, Cassandra Raffaele, il nostro angolo musicale Marilisa Pino e Lucio Nicolosi. Ci vediamo tra qualche giorno ancora. Manuela Villa, il maestro Peppe Arezzo, Placido Salamone, la nostra sicurezza, gli amici della World Service di Arturo Magni e i Vigili del Fuoco di Catania, grazie. Ringraziamo Salvatore Tolomeo per la consulenza casting, tutta la grande famiglia di Insieme, ce l'abbiamo fatta anche stasera, ci vediamo domani con il meglio di e poi la prossima settimana ancora insieme. Buonanotte, ciao! Buonanotte.